Buonasera a tutti e benvenuti ai nostri belli bella, eccoci qua puntualissimi come promesso per la nostra puntata del venerdì sera. Miei cari, andiamo a dare subito il benvenuto al nostro protagonista, ritorna con noi Felice Ferri. Buonasera Felice. Buonasera a tutti, buonasera ai radiospettatori e telespettatori. Tutti belli di bella. Allora Felice, mi sono seduta vicino a te perché il venerdì sono sempre stanca, quindi faccio tutti i convenevoli seduta qui accanto a te. Iniziamo con il salutare tutti coloro che ovviamente come sempre ci guardano e ci ascoltano sul canale 96 del Digitale Terrestre. Buonasera a voi, buonasera a chi ha come sottofondo la canzone della famiglia Adams con tutte le suonerie. Sicuramente mi ha risposto quella persona che noi stavamo per adesso lo facciamo. Salutiamo anche tutti coloro che invece ci stanno ascoltando sui 103.7 NFM e in DAB blocco 10C, lo ricordiamo ragazzi perché siamo anche in DAB, e poi salutiamo chi ci guarda tramite le app, chi ci segue tramite tutti i nostri social. Diamo la buonasera anche a chi ci segue su Facebook, a chi ci segue su TikTok, perché sappiamo che insomma leggiamo e salutiamo anche tutti coloro che sono lì, e diciamo che questa sera, se abbiamo tempo, prenderemo anche le telefonate, ragazzi, ve lo diciamo che Felice sì, ma senz'altro, perché tu mi hai detto che già da tempo che non prendi telefonate, da però un sacco di tempo che non prendi telefonate, però il bello della diretta pure è che quando fai una diretta e ci sono molte persone che sentono la necessità di dare la buonanotte a un proprio caro, certo, e tu mi capisci, a volte lo fanno anche tramite questa emittente, tramite altre emittenti, tramite tutto, perché vogliono essere sempre legati e dare sempre la buonanotte a chi non gliela possono dare. E quindi io mando un bacio a tutti, a tutte queste persone e a tutti i familiari di tutte queste persone che vogliono regalare un sorriso e una buonanotte a tutti i suoi cari. Quindi diciamo che più tardi prenderemo anche le chiamate. Adesso Sonny metterà anche il numero in sovraimpressione, anche se già lo sapete, lo 095 87 39 658. Quindi tra un pochino risponderemo anche al telefono, vi potete già iniziare a preparare. Poi dobbiamo salutare colui che insomma ci permette tutto questo, l'organizzatore delle serate del venerdì sera. L'organizzatore, Salvo Vecchio. Salvo, gli ho mandato tanti messaggi, so che si è sentita con te, sì, però sicuramente avrà dei buoni motivi per non essere sicuramente qui, perché sta lavorando, perché lui sotto la regia lavora sempre e lavora sempre per noi, lavora per voi, lavora per se stesso, lavora per tutti. Allora io mando un bacio a tutta la famiglia Vecchio, un bacio da parte mia. Mi associo anch'io ai tuoi saluti, quindi un bacio a Salvo, a Francesca, allo Giuliano, insomma salutiamo tutti quanti. Ragazzi, voi preparatevi perché tra un pochino inizieremo a prendere le telefonate, anche perché con Felice riusciamo sicuramente a cantare un po' di tutto. Non lo so se possiamo cantare perché tutto organizzato all'ultimo momento, un noi pochettino di Raucedine. Sì, onestamente stasera voglio salutare una persona a te e a me cara, Mimmo Bombolo. Ciao Mimmuzzo, gli mandiamo un bacio grande. Sì, ma lui doveva essere qua stasera, l'avevo ospitato qua stasera. E perché non è venuto? Perché non è venuto, perché praticamente ha avuto la bambina, diciamo, con la febbre, e quindi ha preferito stare. Sì, no, mi ha detto Ricci, preferisco stare a casa e non venire, perché anche se mi manca la radio, la televisione, Bella Radio e tutto. Diciamo che la famiglia gli è mancata tanto, quindi al momento sta con chi è giusto. Voglio salutare fortemente a Mimmo Bombolo. Ma un e bacio, poi Mimmo. Voglio salutare un grandissimo saluto a Gianni Vezzosi. Voglio spoilerare. Tra l'altro il telefono squilla, io non so se vuoi già iniziare a prendere. Sì, lo possiamo anche prendere. Perché già sta squillando, mi sta dicendo. Prima di cantare e fare qualcosa, vediamo se possiamo fare anche qualcosa live. Certo. Pronto? È caduto. Ok, richiama. Vedi che quello di Antenna 1 non è quello di Bella il numero che devi prendere, quello che devi piggere. Eccolo. Pronto? È caduto, è l'altro comunque, 095 87 39 658, perché hanno cambiato tutti. Stavi dicendo salutiamo Gianni Vezzosi? Salutiamo Gianni Vezzosi perché fra non molto. Pronto? Sì, pronto. Sì, ciao Mary. Ciao, con chi parliamo? Stefi sono. Stefi, ciao Stefi, buonasera. Come va? Come va? Potrebbe andare meglio. Ma come? Perché? Va benissimo Stefi. Ah sì, va benissimo. No, se lo dice lei che va benissimo, allora va tutto bene. Con voi.
Non ho capito, Stefi, cosa? No, sono Felice Ferri. È qua. Ciao Stefi, dimmi. Ciao Felice, come va? Potrebbe andare meglio. È seduto. E dopo una canzone per il mio ragazzo Alfio. A piacere tuo. Per tuo papà? Per il mio ragazzo Alfio. Ah, per il tuo ragazzo Alfio. Se la regia mi consente te la posso fare anche live, ok? Cosa vuoi fare? Ok. Ti va questa canzone? Noi siamo la chiave dell'amore che ci ha fatto innamorare. Non esiste nada amore che ci ha fatto. Questa ti piace, vero? Sì. Dopo te la canto direttamente. Va bene, Stefi? Ok. Ciao, Mary, tesoro. ciao, Felice. Ok? Ciao, Ciao bello. Stefi. Ciao. Allora, noi continueremo a prendere le chiamate, ma ora prendendo le chiamate noi non possiamo parlare più. Ecco, telefono, vai. Pronto? No, c'era, era l'avviso. Pronto? È caduto, ok. Allora, stavo dicendo, salutiamo sempre Gianni Vezzosi da 1 ora e mezza. Gianni Vezzosi perché mi sono messo in contatto e fra non molto, dopo la sua bellissima venuta, dopo una bellissima venuta in mezzo a noi, stiamo facendo un'altra canzone insieme. Oh, io spero che venga a trovarci Sì, pronto? presto. Pronto? Sì, pronto? Buonasera, Sono con chi Massimo. parliamo? Ciao Massimo. Non mettere la canzone di Nino D'Angelo, per favore? Sì, domani te la mettiamo, domani mattina, chiama dalle 9 alle mezzogiorno, Massimo. Massimo, tu il Ok. programma lo stai guardando, lo stai sentendo? Sì, Ecco. sono Ok, fino Ok. alle 22 siamo con Felice Ferri, quindi c'è lui come artista, canteremo con lui, se ha qualche repertorio, qualche brano di Nino D'Angelo lo facciamo, però al momento è tutto dedicato a lui, quindi per quanto... Torna a fare presto, non perdere tempo, valla a cercare fosse un contrepapia. Vendi una scusa e un ti amo volante, dillo per me tu sia cosa più grande. Metti il vestito più bello che tieni, che è quel profumo che ti ha regalato. Quando lo vedi puoi fargli un sorriso e quest'amore sarà un paradiso. Ok? Un bacio. Ok, grazie Massimo, ciao! Ciao, un bacione. Allora, facciamo una cosa. Questa bella novità del duetto con Gianni Vezzosi, sarà lui a scriverlo? Sicuramente. Come sempre, del Come resto. sempre. Quindi prepariamoci perché a quanto pare ci sarà quest'altra bomba. Di nuovo insieme, Felice Ferri e Gianni Ma Vezzosi. lo spero Dobbiamo fortemente. organizzare anche una serata insieme. Ma aspetta, andando... Tanto mi dici fammi fare un duetto, poi intanto fai uscire questa cosa piano piano, già tu come sai che qualcuno già fa qualcosa, facciamo una canzone insieme, facciamo uno spettacolo insieme, facciamo una bella serata. Io già vado avanti, capito? Io già faccio il tavolo cunzato, come si suol dire, i maccaroni in lingua nella panza. E allora, che dici, cantiamo intanto? Sì. Ogni tanto mi vengono questi acuti un po' troppo forti, perdono chi ha sentito la mia voce. Direi di fare un brano, poi dopo continuiamo con le chiamate e tutto il resto, perché qui già la serata ha preso un gusto abbastanza caliente. Con quale brano vuoi iniziare? Tra l'altro c'è anche una bella novità stasera, ve la dico dopo, tranne che vuoi iniziare con quella. No, dopo. No, quale? Quella nuova. No, quella nuova no, la Lo faccio diciamo dopo dopo, perché lo diciamo volevo anche ringraziare gli come ti posso dire, gli attori. Quello ne parliamo dopo, però ne parliamo dopo, non facciamo vabbè, tuttora. va Intanto bene. con quale brano iniziamo? Iniziamo con il brano. Dimmi. Facciamo tu, faccio fare Facciamo a te. la chiave dell'amore, che visto che l'avevi cantata prima lo puoi fare Bravissima, dopo. ok. Facciamo la chiave Facciamo dell'amore, che visto che l'abbiamo cantata, andiamo. Dedicata a tutti gli innamorati. Dopo tanto tempo siamo ancora innamorati noi, affrontammo bene o male senza mai ci allontanare. Piano piano che st'amore è cresciuto sempre più, e più forte che sto cuore, grazie a te che esiste tu. Ma noi non ce la siamo, non posso credere, perché rinda che sto bene, ci vogliamo sempre più. Noi siamo la chiave dell'amore, che ci ha fatto innamorare, non esiste niente amore
salisse addormento dentro blu. Io ti giuro fosse lo stesso se tu non ci stessi più. Mantenesse sta promessa che le non te lascia più. Noi siamo la chiave dell'amore, lascia fare innamorare. Non esiste d'amore a noi io ci posso superare, perché noi siamo due colori, la savana bene assai, sono più dolci che sti labbra, la solia già passa. Noi che siamo genitori e che stanno io conoscere, sotto i bambole crescere, proprio dalle quali a te, ma che siamo realizzati, una promessa di amma fa, che non ci ama mai lasciata. Siamo realizzati, una promessa di amma fa, che non ci ama mai lasciata. Ma che siamo genitori, non abbiamo mai sbagliato. Canzone meravigliosa e tu bravissimo come sempre. La chiave dell'amore, brano super romantico che dedichiamo a tutti gli innamorati che insomma sono all'ascolto. Stefi che l'aveva richiesta. Sì, me la richiedono in tanti sta canzone. Sta canzone praticamente dove gliel'ha fatta il nostro, pace all'anima sua, Antonio La Pietra, non la conosceva nessuno. Aveva un po' perso, no, esatto. non la conosceva nessuno, praticamente non la conosceva nessuno. Adesso la cantano tutti. Sì, onestamente dopo l'ha fatta qualche altro mio collega che poi si è ritirato nell'ambito della musica, l'ho uscita io, ho spopolato, perché ho spopolato e l'ho fatta mia. Dopodiché in tanti l'hanno diciamo conosciuta. che nemmeno sanno che originariamente è quella sua. Sì. E poi dopodiché l'hanno andato a scoprire, però questa canzone è fatta, perché ci sono i telefonini. Una volta quando una canzone diciamo napoletana, di Napoli, veniva cantata da un siciliano, era una novità. Era una novità perché non c'era il telefonino, non c'erano tutte queste spoilerate, social, tutte queste cose, esatto. Gli sembrava una canzone già fatta, una canzone nuova. No? Ora, passando degli anni, si sa che Povero Amore tantissimi. Di Carmelo Zappulla originariamente, poi l'ha fatta Nino D'Angelo, però voglio dire, però l'ha fatta prima Nino D'Angelo, però fondamentalmente era di Carmelo Zappulla, tutte queste cose non venivano diciamo a galla. È vero. Oggi si sanno tutto e di tutti. Infatti quando io vado a fare una canzone come Nico Desideri, non cambierò. Scusa, grazie. Ok. Chi ha il telefono, aspettate, adesso vi rispondiamo. Quando c'è la canzone Non cambierò, e io l'ho fatta anche mia questa canzone a modo mio, certo. Però voglio dire, ho toccato sempre delle note simili, uguali e anche maggiori, qualche nota maggiore l'ho fatta, perché la tua voce te lo permette assolutamente. Quando vai a fare una canzone di un'altra persona, di un altro collega, o la fai bene meglio che non la fai. Meglio che non la fai. Già ti giudicano quando la fai bene, perché dicono però questa canzone l'ha fatta lui. Va bene, voglio dire, ma cos'è? No, la fai buona. Io allora scusami, vai, ci vuoi fare un pezzo? No, prima rispondiamo al telefono e dopo mi fai un pezzo di questa. Chi c'è in linea? Pronto?
Come finisci di fare il tuo concerto potresti dire pronto? No, secondo me è qualcuno che sta cantando apposta per farsi riconoscere. O è qualcuno che conosciamo e sta facendo la chiamata di proposito? Mimmo? No, non è Mimmo Bombo. Aspetta. Sì, pronto, dimmi. Pronto, chi sei? Allora, o vogliamo No, vabbè, fare... si sta facendo un concerto per quando sta a casa. Vabbè. Ti voglio bene, Bravo, Ma bravissimo. Ti è arrivato anche l'applauso di Bella Radio. Adesso ci sveli il tuo nome o ci tieni la linea occupata e non ci fai prendere più telefonate? Buonasera, con chi parliamo? Pronto? Sì, Ciao, chi sei? io sono Massimo. Massimo, ciao. Sei il Massimo di prima? Ah? Sei Massimo che ha chiamato prima, che volevi la canzone di Nino D'Angelo? Sì, mi piace assai. Ok, allora Massimo, ascoltami, noi te la mettiamo dopo. Siccome già hai preso la linea, al momento non chiamare più, poi chiamerai dopo quando ti facciamo sentire la canzone, ok? Sì. Grazie Massimo. Ti dedichiamo dopo la canzone. Chi ha già chiamato, per favore non richiamate, altrimenti occupate la linea e le altre persone non possono prendere la chiamata. Quindi 095 87 39 658. Non chiamate su WhatsApp, ragazzi, il numero telefonico per chiamare e andare in diretta è lo 095 87 39658. Ci voleva Felice Ferri per farci diventare matti. Ora di pronto di nuovo. Sì, perché? Sì, pronto. Buonasera, Ciao, chi sei? sono Alessio, chiamo da Catania. Senti una cosa, io volevo capire una cosa, ma il ragazzo che sta cantando Felice. dice la canzone l'ha fatta sua, ma di quale stava parlando? Di La chiave dell'amore? Sì, lui l'ha fatta sua. Ogni cantante quando ripropone una cover la fa sua, altrimenti non la potrebbe cantare. Ma questo però è una tipo- cosa normale, come ha fatto anche, stavamo raccontando anche il Povero amore di Zappulla che l'ha fatto Sì, Nino D'Angelo, sì. tutti lo fanno. D'accordo, sono pienamente d'accordo, però non possiamo dire che Antonio La Pietra non ha spopolato con questa canzone. E infatti tu hai sentito, abbiamo proprio Tu hai detto ricollegato questo. quando io l'ho detto? L'ha detto, Allora, abbiamo raccontato. io sono arrivato a metà discorso. Ok, Ah, no, io, no, praticamente, l'abbiamo detto. io praticamente le avevo detto che già Antonio Le Pietre l'aveva fatta, perché l'aveva fatta e ancora non era conosciuto qua a Catania. E poi come l'ho fatta io e ho spopolato, diciamo, questa canzone, si sono documentati tutti e l'ha fatta pure lui. Cioè praticamente ha spopolato, perché voglio dire, ma no, a parte che sapeva cantare, è un bravo ragazzo e sapeva cantare, attenzione. Però quando devi fare, io ho detto questo, quando devi fare una canzone o la fai bene o non la fai. E mi sembra Non possiamo dire che tu l'hai fatta male, questo non lo E possiamo appunto io dire. questo sto dicendo, o la fai bene nella vita o non la fai, perché rovinare una canzone di successo come questa qua è praticamente renderti ridicolo davanti alle persone, e io questo non lo faccio e non lo voglio diventare mai, perché ho fatto pure, non cambierò di Nico Desideri, che ci vogliono tante scuole per fare, diciamo, questa canzone, e l'ho fatta nel migliore dei modi. Sarà la gente a giudicare, e questo anzi mi fa onore quando me la richiedono. Anzi, con la scusa di averla proposta, La chiave dell'amore, è venuta a galla. Comunque, ed è stata tu come ti chiami? Così ti dedico anche questa qua, non cambierò. Io Alessio, Antonio La Pietra dopo Vezzosi è un altro mio amico. Sì, certo. Allora, Alessio, io a te, sei un tuo amico, perché Antonio La Pietra originariamente è di Francavilla Fontana, di là, ok? Io ti voglio dedicare questa qua di Nico Desideri pure, va bene? Non cambierò. Vabbè, l'ascolterò. Ok? Un bacio. Grazie Alessio, una buona serata, rimani con noi, mi raccomando. Un bacione. Ciao. Ciao. Questa è una cosa bella, perché ovviamente chi non segue, lui ha detto io non sono entrato a metà discorso, ed è bello menzionare le cose per come stanno. E Felice giusto lo fa confrontarti sempre. anche con il pubblico. Certo. Con il pubblico abbastanza intelligente, perché voglio dire, è un c'è ragazzo pubblico abbastanza intelligente. Sì. Di pronto? Pronto? Con chi parlo? Io con chi parlo? Lei con Tu chi stai ha chiamato? chiamando?
Non parla più con Io nessuno. ti dico Va bene, chiudiamo e facciamo Non cambierò? Sì, la facciamo. Ok, certo, facciamola. Con chi parliamo? Con chi parla? Tutte e due, poi Ok, basta. Ok, la riproponiamo anche questa sera e così facciamo un po' ascoltare anche questo brano che io ho già avuto il piacere, ma anche chi ci ha seguito in passato l'ha già sentita, del nostro Felice. Andiamo! Non smetterò di sentirmi ragazzo dei vicoli, perché si prende sono state biscotte per crescere. Tutte le mattine volevo scelare una musica e mi bagnavo con solo rindo caffè. Io ma dormevo solo che poesia, che non cagnasse ma non stavi da me. Non cambierò perché sono nata con una scenetta solo mia, perché sono figlio in un quartiere, sono cresciuto miezza via e resto male se qualcuno mi racconta una bugia e prega Dio che fa campare mamma e papà. Non cambierò, ti voglio bene, non ti amo amore mio, mi porta rinda tutte le cose che dicevano nonna mia, come pietà per te sta sulle basse notte miezza mia, perché non tiene niente voglio recare. Non si ca, non si chiamare, non si ca, se non si ridere. Vogliamo capo mezze strade della innamorata mia, perché nessuno dice niente, già conoscono la Maria, e vanno bene tutte quante, sono che casco la mia, mi piglio quello che mi serve per campare. Si sono alzata mi faccio un giro per Napoli, guardando mare non perdo più la voglia di esistere, mi sento vivo se senti dall'aria una musica e se poi napolitana canto pure io, si tengono problemi non ne ho mio, per un compagno di questa vita mia, non cambierò perché sono nata con una scenetta solo mia, perché sono figlio in un quartiere e sono cresciuto miezza via e resto male se qualcuno mi racconta una bugia e prega Dio che fa campare mamma e papà. Non cambierò, ti voglio bene, non ti amo amore mio, mi porta rinda tutte le cose che dicevano nonna mia, trovo pietà perché sta sulle basse notte miezza via, perché non tiene niente voglio recare. Non si è ca, non si è cagnare, non si è ca, se non sa ridere. Vogliamo capo mezze strade della innamorata mia, perché nessuno dice niente, già conoscono la Maria, e vanno bene tutte quante, sono che casco la mia, mi piglio quello che mi serve per campare. Non cambierò perché sono nata con una scenetta solo mia, perché sono figlio in un quartiere e sono cresciuto miezza via e resto male se qualcuno mi racconta una bugia e prega Dio che fa campare mamma e papà. Non cambierò. Non cambierò. Il nostro Felice, senti, una volta che abbiamo fatto anche vedere il video, hai cantato questa canzone, mandiamo un bacione a Fabrizio Storniolo che ha fatto il video qui. È Fabrizio Sturniolo che purtroppo non c'è più. Ok, rispondiamo al telefono. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, con chi parliamo? Con Andrea, mi sono appena collegato. Ciao Andrea, buonasera e benvenuto. Da dove ci ascolti? Da Catania. Da Catania. Dici tutto, Andrea. Niente, così ho chiamato per farmi 2 risate al volo. 2 risate? Due risate al Ci volo. vuoi raccontare una barzelletta, Andrea? No, io la voglio da voi. Come? Sì. Andrea? Pronto, mi senti? Adesso Adesso sì.
Ok, niente, avevo chiamato così per fare due chiacchiere al volo. Ah, Salutare ok. due persone. Adesso hai una canzone che preferisci che te la possiamo dedicare? Sì, certo. Dici. Dammi un secondo preciso. Dici? Vabbè, facciamo così, Andre, siccome ci sono tante chiamate di sotto, ti dedichiamo la prossima canzone direttamente noi, tanto la serata è lunga. Va bene? Un bacione a te, Andrea, e tutti i nostri amici ovviamente di Catania e tutti coloro che ci ascoltano da tutte le parti. Sempre 095 8739 658. Ok, voglio dedicare questa canzone, la prossima che farò, a Vito a mamma. Sì, Mary, ricordamelo io. Sì, certo, 2 secondi Vito dopo. a mamma, che è un carissimo amico mio. E poi la voglio dedicare pure a Giovanni Ravasco, a Nino Un bacione Marchi, a che Giovanni. saluto. Nino, certo, che Nino tra l'altro è stato qui con noi la prima puntata che abbiamo fatto insieme con te. Ok? Sonia ha un'altra telefonata, prendiamola. Okay. Pronto? Pronto? Sì, ciao, buonasera. Ciao, chi sei? Ciao, Emanuele da Vizzini. Ciao Emanuele, un bacio a tutta Vizzini. Dici tutto, Emanuele. Conosci Vizzini? Sì. Certo, c'è la ricotta buona a Vizzini, se non sbaglio, vero? Certo, abbiamo il Verda pure. Hai visto? Sono troppo brava, sono geograficamente preparata. Allora, per la SAD ti possiamo aspettare. Oh, certo, assolutamente. Comunque, volevo dedicare Senza giacca e cravatta. Questa ce l'hai nel repertorio? Sì. Un pezzettino certo. a cappella, dopo te la facciamo, va bene? Va bene, un pezzettino no di più, perché altrimenti... Non abbiamo tutta la playlist, raga, altrimenti dovrebbe essere un jukebox che cammina, altrimenti puoi vedere se ora vediamo cosa riusciamo a fare. Sì, la dedica nel mio Grazie, telefonino. un bacione. Ciao. Colpa di Felice. Allora, ovviamente Felice le sa le canzoni, però non è che può star lì a ricordarsi i testi di tutti i brani, altrimenti se si dovrebbe andare a ricordare tutti i brani sarebbe impossibile. Allora, la signora adesso Felice prende il figlio di Felice prende il messaggino. Va bene, lascia vedere, poi me lo dà direttamente a me. Andiamo con un'altra pronto. telefonata. Pronto? Buonasera. Buonasera, con chi parliamo? Secondo voi chi sono? Chi sono? Ma stasera sì, tutti fulminati o cosa? Ragazzi, insomma, un attimino, cioè chi mi fa ricotta, chi mi fa il Nino d'Angelo, chi mi fa Iso? Chi sei? Dimmi. Buonasera Mary e buonasera Felice. Non sono fulminato, ma se c'è Felice... Ah, Santo Russo! Se c'è Felice Santo, scusami, l'ho sentito dalla voce. Mi potresti un attimo dare? Aspetta, tasto dietro. Okay. Santuzzo, perdonami, siccome sono arrivate un po' di telefonate analoghe, quindi cercavo semplicemente di capire. Come stai, Santuzzo? Io sto bene, ma non potevo non chiamare quando c'è Felice Radio. Anche perché mettiti nel separé, separé. Anche perché Santo è stato organizzatore di tanti eventi molto belli con tantissima partecipazione del pubblico e Felice è stato anche insieme a noi. Si potevano fare. Esatto. Quando ancora si potevano fare a Catania. È vero, Felice è stato lì insieme a noi. Lo so, però dico non ci sono mai. Lui chiama sempre per questa canzone. Che bella cosa siamo sposi insieme a te. Giurando di ma partire sempre a te. Fedeli nell'eternità, io bene o male ma spartì. Giurando si non sa Gesù. Che bella sposa tutto quanto a m'inventare. Mentre una pioggia risonava in quella a noi. A tutte quante a manfida tutta la città la da sapere che tutte e due ci hanno sposa. Bravissimo! È vero. E poi in parte è una serata pazzesca. Ok, mio sì. Aspetta, facciamo parlare Santo. Sì, vabbè. Santo! Dicevo io e poi vi lascio insieme a persone vogliono chiamare e salutare Felice. Questa è la canzone ogni volta che io e Felice me la canti. Sì, e l'ha fatta anche oggi. Perché io l'ho sentita in radio, un abbraccio a tutti voi e al mio amico Felice gli voglio bene. Grazie Santo per la tua chiamata. Noi ci vediamo il giorno 26 in teatro con Simone. Grazie. Ciao. Allora, devo dire una cosa: avere un Felice Ferri e come suoneria del telefonino un brano anni 90 dance, compa, ce la fai troppo forti, ce la fai.
questo, perché voglio dire, sì, pronto, voglio dire, sono in diretta e le persone chiamano il mio telefono perché hanno visto il mio telefono in mano. Ma che ora non c'è, chiamici ora. Cioè, tipo che siamo in una serata in piazza. Sì, bella sta cosa. Pronto? Mary, buonasera, Giampiero sono. Giampiero Napoli! Giampiero, scusami, non ho fatto in tempo a prendere il telefonino. Scusami, non ho fatto in tempo, però tu sei molto molto flash. Io dice no, piglia il capo e ci chiamo un io lo amo Giampiero, è unico e solo. Giampiero, come stai? Bene, grazie. Noi fra un po' siamo live per la presentazione del Cerio. Bene, sono contenta. La Candelora il Cero dei Pescivendoli. Siete stati straordinari come sempre. Giampiero? Sì, ti sto tornando. Ok, allora, mo ti dedichiamo un bel brano. O ne hai uno tu che preferisci? No, tu sai qual è il mio cantante preferito, però visto che c'è mio cugino Felice, accetto una delle sue belle canzoni. Allora, Giampiero, io ti dedico questa qua, Tutto l'amore che ho, che praticamente questa canzone l'ho fatta io nel 2006, nel 2005, una cosa del genere. Però l'ho rifatta nuovamente con gli arrangiamenti me ne ha fatti mio figlio, l'abbiamo registrata da mio figlio, perciò è una cosa molto casereccia. Ancora deve uscire, ancora deve uscire con il video fra 10 giorni. Fra 10 giorni uscirà direttamente in televisione e la sponsorizziamo pure qua su Bella Radio. E la sta dedicando a te come prima, ancora non l'ha sentita su Bella, non l'abbiamo suonata, quindi tutta per te. Tu la conosci però con questa versione no. Giampiero, ti voglio bene. Anch'io, un bacio. Ciao, un bacio a te, a Nancy e a tutti in famiglia. Un bacio grande, Giampiero. Un bacio da parte di mio padre. Ti voglio bene, vita mia. Ciao Giampiero. Allora facciamo una cosa, siccome io sento che c'è l'avviso di chiamata perché il telefono continua a squillare, ragazzi, le chiamate le prendiamo tra un pochino. Adesso facciamo cantare questo brano, perché appena iniziamo a prendere le telefonate non ci fermiamo più, quindi non vi preoccupate perché adesso continueremo a rispondere. Però ci tenevamo a presentare questo brano che, appunto, come diceva Felice, già questo brano è fuori, esiste, ma è stato riarrangiato, riregistrato nuovamente, totalmente curato dai figli di Felice. Sarà ufficialmente fuori tra 10 giorni, quindi noi adesso ce lo gusteremo in anteprima. Videomaker sempre Savevi. Un bacio a Strabuccio. Un bacio. Felice Ferri. Insieme a te tutti i giorni che mi restano da vivere, invecchiare insieme a te, dividere le gioie e i dolori e poi morire. Voglio stare insieme a te, a piedi nudi a passeggiare in riva al mare, sulla spiaggia in un falò, bruciare tutto il male che sta vita fa. Tutti i giorni freddi fra me e te. Tutto l'amore che sei è una cosa indescrivibile. L'amore che sei è un libro di 1000 colori. È come un dolore che tu consumi piano piano, ti amo fino a stare male. Sta buono e mi fa rivivere. Non ci stanno parole, aggettivi per te. Tutto l'amore sei tu. Insieme a te tutti gli attimi per non restare soli mai, darti tutto quel che ho, pure l'anima
lontana dal petto ogni pensiero mio. Voglio stare insieme a te, pure se ci faremmo mondo non ti lascerò mai. Ti darò il respiro mio, quel poco che mi resta per il mondo fa morire, perché sta vita fosse niente fra me e te. Tutto l'amore che sei è una cosa indescrivibile, l'amore che sei è un libro di 1000 colori, è come un dolore dato consumo chiano chiano, ti amo fino a stare male. Tutto l'amore che sei mi veste l'anima con un sorriso tuo, amore mi fa sta buono e mi fa rivivere. Non ci stanno parole, aggettivi per te, tutto l'amore sei tu. Complimenti Felice, non Com'è? solo a te, mi piace tantissimo. È bella, e è stavo dance, è un dicendo qualcosa- questo, complimenti a te e complimenti ai tuoi figli perché hanno un sound giovane, no? Non perché tu sia vecchio, non volevo dire questo, nel senso che l'hanno proprio rimodernizzata con il sound fresco di ora, no? Sì, Questa perché cassa, una volta un era attimo- così, una volta era così. Cioè praticamente non era così bella ritmata. Spinta. Era non ci stanno parole, aggettivi per te, tutto l'amore sei tu. Era molto più sentimentale. Quale preferisci? Questa. Eccola, l'importante Questa è qua, questo. questa qua. Tra 10 giorni ufficialmente fuori. 09, Sì. forse Messina. 09? 0, Messina, credo. 090. O Calabria. Pronto? Pronto? Ragazzi, se ci guardate in TV, Sì, pronto. l'audio arriva dopo, ci staranno guardando in TV. Ascoltate dal telefono, in TV l'audio arriva dopo. Pronto? Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Pronto? Signora, deve ascoltare dal telefono, non dalla TV. In TV l'audio arriva in ritardo. Pronto? Sì, signora. Pronto? Sì. Pronto sei tu amore mio, come stai? Dimmi che fai, ma aspetta. La signora di Messina? La signora di Messina. Buonasera, signora da Messina, come si chiama? Ah, sì. Signora da Messina, mi ascolti. Lei deve ascoltare dal telefonino come se sta Giuseppina? parlando. Sì. Come se sta parlando al telefono. Non guardi la TV al momento, si giri, se ne vada in un'altra stanza e comunichi con Giuseppina. noi dal telefono. Sì. Ok, ce la Giuseppina. Sabrina. Giuseppina. Giuseppina mi chiamo io. Ok, signora Giuseppina, buonasera, da dove chiama? Da Messina. Da Messina. Di Venedico, Marina. Sì, fa rima, esatto, la signora Giuseppina da Messina. Allora, signora Giuseppina, ci dica tutto. Vorrei ascoltare una canzone di Angelo Mauro. Sì. Eh, Sì. vabbè. Lo ringrazio, a te tanti auguroni, Grazie. Fumo perché sei stato durante sta vita. Fumo non mi rappace che io sta in famiglia. Chissà se ho bene mettere scordate. Chissà. Va bene questa qua, signora? Va bene? Sì. Bella! Sì. Ok, signora! Un applauso! Brava, ce l'abbiamo fatta! Grazie, signora. Un applauso alla signora di Messina! Alla signora Giuseppina! Grazie, signora. Caso non scudava in mia ognuno prima, facevamo prima, signora. Un bacione, signora Quanti Giuseppina. anni c'ho? La ringraziamo. Senta? Sì. Sai quanti anni c'ho io? Quanti anni ha, signora Giuseppina? Quanti anni? Senta,
Senta? Quanti anni ha, signora Tu sai Giuseppina? quanti anni ho io? 78! Signora, Brava. 80 anni verrò da lei a 78. festeggiare senza soldi. 7-8. Quando lei farà 80 anni mi contatti anche in privato che venga a Messina e farò un concerto solo per lei. Avanti. Grazie signora Giuseppina, le mandiamo un bacione grande. A tutta Messina, Rimanga collegata con dalla noi. signora Giuseppina. Anche da noi di Bella Radina. Ok. Grazie, un bacione. Un bacio. Va bene. Buonasera. Simpatica la signora Giuseppina. Vogliamo salutare un'altra volta Salvo Vecchio per lo spazio che ci dà e l'opportunità che ci sta dando Questa sera di stare qui. questa sera, tutti i venerdì per i ragazzi che sta sponsorizzando. Io sono uno di quelli. Esatto, quindi per Felice, tra l'altro Felice ricordiamo anche un po' i tuoi contatti che non lo facciamo mai, Salvo Vecchio potete rivolgervi a lui, però per seguirlo ci sono i vari social, basta cercare, Felice Ferri. facile, semplice e diretto. Di pronto? Pronto? Sì, tu? Di nuovo. Pronto? Buonasera, con chi? Buonasera, sono da Messina. Tiro da Messina. Guido. Guido da Messina, guida piano, da Messina a Catania c'è sull'autovelix, Guido. Piano. Dici Tiro da Guido. Messina. Dici tu. Vorrei delegare una canzone a mio figlio. Come si chiama suo figlio? Sì. Chiara Salto, che si trova a Gazzi. Perfetto. Adesso ci pensiamo noi a dedicare un brano. Ok, quale brano vuoi dedicato? Uno di Felice Una Ferri. bella canzone come sa lui a tutti i detenuti, a tutto l'ospite dello Stato. Va bene, Certo. ok, farò Adesso io di testa mia. Il papà di pensa Chiara Felice. Salto delega tutta la canzone a Chiara Santo e a tutto l'ospite dello Stato. Va Va bene, signor. grazie, Buonasera. grazie. Buona serata a voi e a tutta Grazie a lei. Messina. Ciao, Grazie, buonasera. grazie. Grazie. Io stai devo solo il tuo telefonino. Ok, buonasera. Grazie. A lei. Allora, a questo punto direi di fare un brano perché poi le telefonate continuano. Io non so se prendo un'altra chiamata o cantare perché. No, facciamo un'altra telefonata, dai, bene. pertanto. Pronto? È caduta. Il pulsante giusto devi pigiare perché lui prima preme. È quello di là. È quello di là. Ah, ok, perché all'inizio. Ok, allora, come dicevamo, c'è questo. Quale brano volevi dedicare? Ad un amico? Sì, facciamo questa qua, un amico. Ad Sì, un sì, amico, sì. mi sono permessa io perché anche questa è molto bella e anche la scorsa puntata che abbiamo fatto insieme, se non sbaglio, non l'abbiamo presentata. No, aspetta un attimo, facciamo. Sì, c'è un pronto? Sì, ok. Sì, è Pronto? caduto, pronto? Non ci credo che ascoltano dalla televisione. Ragazzi, dovete ascoltare dal telefono come se parlate con qualcuno. Pronto? Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Io sono sempre Massimo. Santa Lucia, Massimo! Massimo! Ma Massimo chi? Quello di prima! Ascolta Massimo, io già la canzone te l'ho dedicata. Massimo, non puoi prendere il telefono e faccio tutta una serata per dedicarti tutte le canzoni. Dai spazio anche un po' alle persone per poter comunicare anche con noi. Ok? Tu già 3 volte hai preso il telefono, ti ho anche accontentato, va bene? Hai chiuso, ok, grazie Massimo, gentilissimo, ci sei arrivato da solo. Prossimo venerdì. Allora, fermi con le chiamate. Allora, un attimo, vuoi un altro? Sì. Cantiamo ad un amico. Sì, fai quello che vuoi, Facciamo pertanto in regia ci sei tu. Cantiamo e poi dopo prendiamo fai le quello che altre. vuoi, in regia, Le ammazziamo prendiamo- stasera, ok. le prendiamo dopo Con le le altre. telefonate hai ragione, Te l'ho detto. si esaurisce. Te l'ho detto. Già che siamo in un sito quasi esaurito, però. Siamo proprio, non c'è bisogno di esserci quasi. Ad un amico? Ad un amico? Facciamo ad un amico? Facciamo ad un amico? Dai, che Ci facciamo ad un bello. amico, dai. Facciamo ad un amico. Sto cantando mo questa storia ad un'amica a cui tengo mai sta fissando cuore. Ti conosco ormai tanto di tempo, siamo cresciuti insieme in lo stesso quartiere. Quando hai conosciuto la moglie, da Napoletina a casa proprio come un re. Perché sei un buono, quando uno tu ti fa pure bene, tu sei fatta così. Solo 28 anni alla tua età, quando ne è passata assai difficile.
amico sto scrivendo sti parole, a te casco la vita sulle fatte strade, tu con tuo suocero pari di frate e frate, tu te ne essi come figlio di un padre, protagonisti di una vita assai difficile, per me sei queriendo con questo quartiere, per sta famiglia tu sei ormai con mano principe, e non l'hai fatta manca niente alla tua adolescenza, una penna che scrive con l'inchiostro da calore, tutte sto cantando per te, che un'amica sincera. Quando si fa vita da strada, molte volte si sa, non è poi così facile che certe volte ti porta a fare cose che non volessi, ma è proprio così. Tutto quanto niente un quartiere per non nasce bene, non mai stai vissando con te. E tu suocero è un gran signore, ti ha imparato la vita, tu rispetti l'onore. 50 anni tiene già, sapo con la legge che sta vita. Ad un amico sto scrivendo sti parole, a te casco la vita sulle fatte strade, tu con tuo suocero pari di frate e frate, tu te ne essi come figlio di un padre, protagonisti di una vita assai difficile, per me sei queriendo con questo quartiere, per sta famiglia tu sei ormai con mano principe, e non l'hai fatta manca niente alla tua adolescenza, una penna che scrive con l'inchiostro da calore, per te sto cantando per te, che un'amica sincera. Ad un amico sto scrivendo queste parole, a te che a scuola vita sulle fatte strade, tu tuo suocero pare di frate e frate, tu te ne issi come figlio di un padre. Questo è un brano molto bello, sì, è un brano molto bello, è nato così su due piedi. È nato così su due piedi, è nato con scritto per un fratello mio piccolo, e mi ha detto: ma perché non mi scrive una canzone magari per mia? Accontentato. Scriviamo questa canzone. Acchiappa, vedi, telefono. Sì, pronto? Sono Orazio D'Alessandro. Prego? Sono Orazio D'Alessandro. Orazio D'Alessandro, sì, Orazio è una nostra mascotte, devi sapere. Sì. Che ci viene a trovare spesso, viene nelle nostre serate, nelle nostre Un bacio eventi. Orazio, un Ciao, bacio da parte Oraziuccio. mia. Vorrei una dedica a un amico importante che se n'è andato da un po' di tempo. Ho visto il tuo video, è stato lui stesso. Ok, e chi è? Francisco Giuseppe Castiglione. Perfetto, va bene Oraziuccio, grazie per averlo ricordato, ok? Ok? Ti vogliamo bene Orazio. Grazie Orazio. Ciao tesoro. Ciao gioia mia, ciao, un bacio grande. Il nostro Orazio è conosciuto ovunque, lui viene qua, viene alle nostre serate, sale in tutte le live. Sì? Sale in tutte le live, anche su TikTok. Fa bene. Sale in tutte le live, è il nostro Oraziuccio, quindi insomma gli mandiamo un bacione davvero speciale per Orazio. Anche lui gli piace cantare, sai, scrive musica, scrive canzoni. Sì. Certe volte viene qua, a me mi ha portato le canzoni scritte. Vediamo, quando lui è qua poi... Se mi vuoi anche invitare quando lui è qua, facciamo io l'ospite, ok? Il ragazzo Orazio è qua e poi mi chiami: Felice, vuoi essere presente qua perché c'è Orazio? E io accetto l'invito con molto piacere. Va bene, sai, mi porta anche la colazione, certe volte la mattina. Ma tu perché sta sponsorizzando? Il nostro Orazio perché a te ti piace mangiare.
Chiddu sicuramente, chi su quello non ci sono dubbi, mizzica dai come. Allora, senti, facciamo un altro brano e poi dopo salutiamo, così almeno altri 2 brani li facciamo. Che Sì, voglio dedicare questo brano Come te voglio, Come te voglio alla signora Silvana, alla signora Silvana. La salutiamo. Andiamo. E se parli a qualcuno tu dici non importa niente a lei. Io per te e viaggi fatte guerre per te e non penso che per le stronzate finisce un amore, ma non sa come te voglio, non credere bugie ci vanno a far spavare. Questo amore è davvero importante, non te posso perdere. Tu sei il cuore che tengo in mano, per me sei l'amore. Non potessi fermare questa storia, o svizzera una sera. Non credere bugie, te voglio convincere. Non so parte perché st'amore fa niente da pozzerà. Solo mano tenesse in mano se lei sa decidere. Che con te tutta la vita per sempre non le restare tu per me sei l'universo dentro con me, regalandomi sogni e parole di un amore romantico. Ma tu sai quello che è stato tra di noi, io per te la perfetta sconfitta, non so mai vincere. Però sa come te voglio, non credere bugie ci vanno a far spavare. Questo amore è davvero importante, non te posso perdere. Tu sei il cuore che tengo in mano, per me sei l'amore. Non potessi fermare questa storia, o spizia una sera. Non credere bugie, te voglio convincere. Non so fatta perché st'amore che niente te pozzerà. Solo mano tenesse in mano si messa a decidere. Che con te tutta la vita per sempre non le che restare. Questo brano è bellissimo. Stasera ti stai facendo lovare la vita, vero? Ma no, lui la poteva aprire 2 secondi. Quando lavori bene, c'è quando lavori di fretta. La poteva aprire 2 secondi dopo la telecamera, che mi sono vista io che buttavo un salto di quelli che nemmeno una pantera della giungla avrebbe fatto. Facciamo una foto che dobbiamo salutare. Lì in piedi, scusa, non facciamo la foto, che fa? Si sente? No, dobbiamo guardare a Sony. Come sempre la foto la troverete sia su Facebook ascolta, che su Instagram. ma mettere un pochettino di reverbero, così la facciamo un'altra volta. Tanto ora dopo ne canti un'altra, mica abbiamo finito. Perché? Hai l'ultimo brano, l'ultimo, certo. Hai l'ultimo ancora. Vabbè, fai la foto nel frattempo che canto, però. No, guardalo, 1, 2, 3. Non credere bugie, ci vanno a far sparare. Questo amore è davvero importante, non te posso perdere. Tu sei il cuore che tengo in mano, per me sei l'amore. Non potessi fermare questa storia, o spizia una sera. Ma bravo. comunque, quanti anni sono passati dall'uscita di questo brano? per l'uscita di questa canzone, di questo brano, praticamente era nel 2006.
Quindi qualche Nel annetto. 2006. L'anno prossimo sono 2 decenni. Ma Bellissima. non ha sempre a 25 anni. Per questo volevo dire, è molto 25 bella. anni. È davvero bellissima questa È canzone. 25 anni che canto e per 19 anni che ti sono botto, credimi. Non sei felice? Sì, io sì, sempre, dalla nascita, però voglio dire... Te l'ho fatta con l'inganno, te l'ho fatta! Perché guai? Ma allora guarda che la mia vi conosco da tanto tempo. 18 anni. La- Da quanto tempo? Che no? Di meno? No. Quanti anni avevi? Bella radio, non Da Bella TV. Radio? Non Bella TV. 12 anni che mi sono 12 anni? A me pare parevi di che più. sai? 12 anni? È un'amicizia. Parevi più danno, onestamente. Oh. Che? Io ancora sono un fiorellino che deve sbocciare. Non capivo. Guarda qui, ancora sono un pistillo. Basta. Sì, no, a posto. No, le telefonate basta perché... Ciao Massimo. Gli mandiamo Ciao. un bacio. Telefonate basta perché ormai siamo arrivati in conclusione, Ciao, come Massimo. dico io. Abbiamo l'ultimo brano che andremo a chiudere con l'ultimo brano di Felice e adesso lo sceglie. Come chiudiamo? Adesso- Chiudiamo con Cella 23 con Gianni Vezzosi, Feat salutiamo. Gianni Vezzosi. Saluto Gianni Vezzosi immensamente In perché attesa voglio chiudere dell'uscita. con questa canzone perché quando è fra di noi, quando sarà un'altra volta, Quando possiamo stare nuovamente insieme a cantare? sì, usciamo un altro brano. Gianni, Ti aspettiamo. come? Noi nel frattempo che sono in cerca vogliamo ricordare che ovviamente con Felice ci ritroveremo sicuramente tra 3 venerdì, che tornerà con noi, il tempo di far girare anche gli altri ospiti Fra un paio di e gli venerdì. altri artisti, perché come sempre il venerdì sapete che è un programma totalmente curato da Salvo Vecchio, lo salutiamo ancora una volta e lo ringraziamo, a lui, a Francesca, salutiamo anche lo zio Iano, salutiamo tutti quanti. Diana Pappa, sua figlia Francesca, sì, certo. tutti e soprattutto speriamo che questa puntata sia stata di vostro gradimento, anche perché sento il telefono che continua a squillare, ma ragazzi le telefonate sono finite, la puntata è arrivata al termine. Massimo, mettimi al minimo. Ecco, Basta, dai spazio, voglio dire. O no? T'ho detto io, poi Ma t'ho insomma, detto che cosa vede? T'ho detto io, fuori diretta te lo dico. Un bacione a Gianni Vezzosi, un bacione a tutti i belli di Bella che sono stati qui insieme a noi. Voglio anche ricordare che ci sarà la puntata in replica e che la puntata sarà ovviamente anche caricata sul canale YouTube di Bella, quindi lì potrete vedere la replica, potrete rivederla e riascoltarla tutta. Nel frattempo che Sonny spaccia tutto, noi ringraziamo Sonny che oggi è stato per 10, ha lavorato per 10. Vuoi salutare Posso dire? Sì, voglio salutare immensamente mia moglie, mia nuora che Anche è io qua le do un bacio. in studio. Oggi l'abbiamo conosciuta anche lei. Allora, io voglio svelare un attimo questa cosa perché fra 10 giorni uscirà il video e i protagonisti del video saranno loro. Mio figlio con mia nuora. Se potete passare di qua? Sì. No? Ci fu praticamente, ma tu lo sai che mia nuora è brasiliana, e gli arrivava direttamente, si vedeva la scarpa. è brasiliana ed è una bellissima. videomaker in Brasile, fa pubblicità. Ce l'hai in casa tu allora? Ma lei è un casa, lei è nell'altra stanza, un baracavero tutti i giorni, voglio dire. Di solito la mattina buongiorno e poi vi chiavero fosse la sera quando mangiamo comunque. Ma nel senso che hai tutto lì, hai 2 figli che insomma fanno tutto, hai anche la nuora che sa dove mettere le mani, cosa vuoi di più dalla vita? Basta. Un Lucano? Mi basta, no, Lucano no, ma una vecchia Romagna voglio dire. Quasi dici, quasi, con questo freddino. direi che ci starebbe. Va bene. Cosa? Va bene. Dura 6 minuti? E facciamolo. Intanto noi vi ringraziamo, vi mandiamo un bacione grande il nostro Felice, mi sono divertita, è stata una bella puntata stasera. Vabbè, dai. con me ti diverti sempre quello è perché vero. voglio dire non c'era niente di programmato, anzi eravamo così perché io sono così esplicito. Free. Esplicito, eravamo così tipo ma voglio dire cosa facciamo? Ma con perché me io non- sono venuto un po' in ritardo perché non potevo venire un po' in anticipo perché è così. Cioè, se si tu arriva arrivi sempre troppo in in ritardo. ritardo voglio dire L'anticipo è poi sbagliato. in anticipo è sbagliato, per questo Giustamente, io arrivo sempre in condivido. ritardo per non arrivare in anticipo perché è sbagliato in anticipo, giusto e in ritardo, giusto. e poi quando sono qua cosa facciamo? E tu, e allora facciamo tutto e improvvisiamo. Va bene? Improvvisiamo tutto. È bello della diretta perché con me c'è questo, non c'è niente di programmato. E con me?
No, con te è uguale perché mi trovo io con te. Perché se c'era un'altra persona qua doveva essere la scaletta e tutte altre cose. Sì. Anche questa, la professionalità per me è anche questa. Saper improvvisizzare. Con la Z di Zazzamita. Io mi sono divertita. Salutiamo il tuo papà, anche Sì. che è qui, e la tua mamma. Saluto mio papà e mia mamma, che onestamente sta puntata se la vedrà fra 4 giorni. Ma tu lo sai che mio papà sono arrivato a casa sua, no? Sono arrivato a casa sua. Momento cortile, videmmo, assittiamo, ne abbissiamo. No, c'è già mi sente bella radio. E c'era un ragazzo che stava cantando, no? Da lì ma sul villaggio non piglia sto coso, no? Perché io abito al villaggio Sant'Agata. Sei scaricato l'app? No, quale app? Cioè mi sento YouTube, se sto a vedere le repliche. Perciò a mia mamma, come che faceva a vedere se mi... Vabbè, gli ho detto io, sono andato di là, disse mamma ascoltami, a settimana che mi viene in diretta. È un grande. Ma se c'è internet comunque potete fare con l'app. Anzi, mio papà, perché si è rimodernizzato adesso, tutto con il telefonino, fa con tutto il fa così, guarda. Non sa c'è chi munce, però io munce, cancella, fa tutte cose. Alla fine ci funziona. Non ci funziona perché poi sembra che ma che come che scomparano tutte cose. Dettagli, ci ripristina però. L'importante è perché tentare. Poi quando si è grandi l'evoluzione, diciamo, della modernizzazione con la Z va avanti, voglio dire, c'è sempre da dare una però mano. sai cosa? Alla fine l'importante è non arrendersi ma provarci. Tanto sbagli fino a quando non senti. Un telefonino, ma un telefonino magari chi è bottone rosso, che dico pronto papà, non voglio telefonino, non mi interessa telefonino e per tanto chiamo cucchiaio do. Qui è chiesto, non mi come e chi vuole. Lo adoro, sono le cose belle, queste sono le belle cose. Va bene, grazie a tutti i nostri belli di Bella. Voglio mandare un bacio a tutti i telespettatori, i radiospettatori di Bella. Speriamo che sempre Bella sia con noi, sempre, perché è un'opportunità, io lo dico sempre, è un'opportunità che danno loro per far arrivare un po' di gioia nelle case. E io sono sempre a favore di Bella Radio. Grazie Felice, noi ti ringraziamo, ci siamo divertiti e ci salutiamo con questo brano. Un bacio a Gianni Vezzosi e un applauso forte per Felice. Un bacio a Gianni Vezzosi, a Salvo Vecchio, a sua moglie Francesca e a Anna Pappa. Grazie Felice. Acella 23 Toia carata caraccerata. No, non ci volevo trasire. Io non ci sono abituato a tenermi lontano, non so come a te. Ma quando potevo cassare tu nella stessa non mi è te. Io ho bisogno di te perché tu non sei legge che carcerare. Io ho bisogno di te perché tu so pure frate. Che ti sei diverso, che non sei a scuola e non sei amato a fare. Ma che una scuola di me. No, non tengo bisogno di lasti compagni, non mi serve niente. Io veramente scuola, tengo una famiglia e tu non te ne niente. Se ho si frate che ti voglio bene, che stai già scontato.